Eder, Mech, Pallister. Se non fosse da Silva che protegge la Bianchi, ma sono io che proteggo la Silva, meglio di così non la puoi capire. Poverino, che può dire che non sa niente, non sa un se la dormiva, lascialo dormire. Ma c'ho bisogno, e dimmi a me. Allora uno gli dice, no? C'hai una pala che sotterriamo sta merda? No, la pala non ce l'ho. C'hai un rastrello che raccogliamo sta merda? Trova un contenitore dove metterlo. Pulisci tutto per bene, dai la creolina, come diceva mio nonno, che praticamente è la soda caustica che serviva a disinfettare dappertutto. Era il mio che era caduto per terra togliendomi il casco. Quando me l'hanno chiesto ho detto, ma quello lì, è lì da giorni. Questa persona non c'entra un con nessuna fase del delitto. Cosa faccio? Vado dal procuratore e gli dico, non ero lui di sotto, ero io, e loro mi dicono, ah bravo, hai favoreggiato i bianchi, chiediamo. Purtroppo qualcuno va sempre sacrificato. In questo momento purtroppo è toccato Da Silva, con tutto che a me fa male, però. Caso Resinovic. I legali di Visintin chiedono l'audizione del tecnico Molinari. Inaccettabile bollarlo come mitomane prima che venga ascoltato. Un nuovo fronte si apre nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovic. La 63enne triestina ritrovata senza vita nel gennaio del 2022, con il marito Sebastiano Visintin ancora formalmente indagato per omicidio. A generare tensione è l'intervento dei legali dell'uomo, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che nelle scorse ore hanno depositato un'istanza in procura affinché venga acquisita formalmente la testimonianza del tecnico anatomico Giacomo Molinari. Quest'ultimo, presente alla prima autopsia, ha affermato in una memoria scritta di essere stato lui, in maniera del tutto involontaria, a provocare la frattura alla vertebra toracica T2 del corpo di Liliana durante le manovre di sistemazione del cadavere nella sala settoria. La questione è tutt'altro che marginale. Quella frattura, infatti, è considerata uno degli elementi chiave nell'ipotesi accusatoria di omicidio. La lesione è stata rilevata solo durante il secondo esame autoptico e i consulenti della procura la considerano compatibile con un atto violento, utile a sostenere la tesi dell'omicidio premeditato. Le dichiarazioni di Molinari, se ritenute credibili, metterebbero invece seriamente in dubbio la validità di questa ricostruzione. Ma a infiammare il confronto tra le parti è stato soprattutto il durissimo giudizio espresso dal legale del fratello di Liliana, l'avvocato Nicodemo Gentile, che ha definito le dichiarazioni di Molinari come mendaci e tardive dichiarazioni di un mitomane. Un'accusa pesantissima, culminata nel deposito di una querela per falso a carico del tecnico. I legali di Visintin, in una nota dai toni fermi ma misurati, si dicono stupiti dal modo in cui è stata liquidata la versione di Molinari, prima ancora di accertare se lo stesso sia stato formalmente ascoltato in procura. Come si può affermare che le considerazioni di Giacomo Molinari siano false e quindi inattendibili, prima ancora di capire se sia stato sentito dal pubblico ministero? Scrivono i due avvocati, sottolineando la necessità che il dibattito resti nei limiti del diritto e non si trasformi in una crociata contro qualsiasi elemento che contraddica la narrativa dominante. Il timore espresso dalla difesa è che si stia cercando di screditare sistematicamente ogni voce che non avvalli in toto la ricostruzione sostenuta dai legali della famiglia Resinovic. Ci chiediamo con franchezza, proseguono, come possa affermarsi fin d'ora che le dichiarazioni di Molinari siano frutto di fantasia, tacciandolo di mitomania, prima ancora che vi sia stata una verifica formale da parte della magistratura. Un atteggiamento che, per lo studio Bevilacqua, oltre a risultare lesivo nei confronti di un cittadino che si è fatto avanti spontaneamente, rischia anche di compromettere l'equilibrio della stessa indagine, trasformandola in uno scontro mediatico più che in un confronto processuale. A meno che, aggiungono, non vi sia qualcuno in possesso di conoscenze processuali di cui la difesa dell'imputato fin qui non è a conoscenza. Un modo, forse ironico ma certamente polemico, per evidenziare come certe affermazioni sembrino anticipare il giudizio della magistratura, andando ben oltre quanto è attualmente noto agli atti. I legali di Visintin definiscono inoltre ricorrente l'atteggiamento di accanimento mediatico che si è sviluppato nel corso degli anni attorno al caso Resinovic, nel quale, secondo loro, ogni elemento non perfettamente allineato con l'idea dell'omicidio viene sistematicamente attaccato.
contribuendo a formare nell'opinione pubblica un'immagine distorta e univoca dei fatti, priva delle incertezze e delle sfumature che invece contraddistinguono questa vicenda complessa. Proprio per evitare che la testimonianza di Molinari venga discussa solo attraverso i media, lo studio Bevilacqua ha presentato ufficialmente un'istanza in procura affinché il tecnico venga ascoltato e le sue dichiarazioni acquisite agli atti dell'indagine. Una richiesta che punta a cristallizzare la sua versione in un contesto formale e non più nel flusso incontrollato delle narrazioni giornalistiche. Secondo quanto riferito dagli stessi legali, la procura non avrebbe ancora convocato Molinari per un'audizione ufficiale, motivo per cui ne sollecitano l'acquisizione quanto prima, considerando la delicatezza e il possibile impatto delle sue affermazioni sull'intero impianto investigativo. La frattura alla vertebra T2 rappresenta uno dei punti di maggior attrito tra le diverse ricostruzioni. Se si dovesse dimostrare che tale lesione non era presente durante l'attacco effettuata prima dell'autopsia, come sostengono i periti, l'ipotesi dell'intervento esterno sarebbe rafforzata. Se invece risultasse compatibile con un danno post-mortem causato nella sala settoria, come afferma Molinari, si aprirebbero nuovi scenari sulla ricostruzione del decesso di Liliana, mettendo in discussione anche il valore probatorio di quel reperto. Mentre la procura prosegue il lavoro investigativo, l'appello dei legali di Visintin è chiaro: riportare il confronto nell'alveo della procedura penale, restituendo pari dignità a tutte le testimonianze e allontanando lo scontro dalle pagine dei giornali. Perché, concludono, solo un processo sereno e rispettoso delle regole può condurre alla verità, qualunque essa sia. A distanza di mesi dalla condanna all'ergastolo inflitta ad Alessia Pifferi per aver abbandonato e lasciato morire di stenti la figlia Diana, di appena 18 mesi, nel luglio 2022, la Procura di Milano ha aperto un secondo filone d'indagine che getta nuove e inquietanti ombre sul processo. 7 persone, tra cui la sua avvocata difensore e diversi consulenti tecnici, sono ora indagate per ipotesi gravissime: falso ideologico, favoreggiamento personale, falsa testimonianza, falso in atto pubblico e manipolazione di documenti clinici. L'accusa principale è di aver messo in atto un piano per simulare una grave infermità mentale della donna, con l'obiettivo di alleggerire la sua posizione giudiziaria e, in definitiva, evitarle l'ergastolo. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, si sarebbe trattato di un progetto precostituito, una strategia studiata a tavolino con lo scopo di accreditare falsamente Alessia Pifferi come soggetto affetto da un grave ritardo mentale. Tra gli indagati figurano l'avvocata Alessia Pontenani, 4 psicologhe operanti all'interno del carcere di San Vittore e lo psichiatra Marco Garbarini, consulente tecnico della difesa. Tutti loro, secondo le indagini, avrebbero manipolato o falsificato dati e valutazioni cliniche per ottenere una perizia psichiatrica favorevole che attestasse, se non una totale, almeno una parziale incapacità di intendere e di volere. Uno degli elementi centrali dell'inchiesta è una relazione datata 3 maggio 2023, nella quale veniva indicato che Alessia Pifferi presentava un quoziente intellettivo pari a 40, valore che rientrerebbe in una condizione di grave deficit cognitivo. Secondo questo documento, la donna avrebbe avuto enormi difficoltà nella comprensione delle relazioni causa-effetto e nell'elaborazione delle conseguenze delle proprie azioni. Tuttavia, le verifiche successive condotte dagli inquirenti avrebbero rivelato che tale referto sarebbe stato artefatto. I punteggi del test Weiss-Wechsler Adult Intelligence Scale, uno degli strumenti principali per la valutazione del QI, sarebbero stati redatti e inseriti prima ancora della loro reale somministrazione. Non solo, uno dei documenti clinici risultava firmato da una professionista che non era nemmeno presente durante le sedute valutative. Inoltre sarebbero stati inventati colloqui mai avvenuti, annotati falsamente nel diario clinico custodito nel penitenziario. L'analisi incrociata dei documenti, afferma la procura, mostra elementi che fanno pensare a manipolazioni sistematiche e reiterate, tutte tese a orientare la perizia psichiatrica verso un esito di infermità mentale. Ma questo tentativo si è scontrato con il giudizio dell'esperto nominato dal tribunale, il dottor Elvezio Pirfo, che ha invece concluso per una piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Secondo Pirfo, Pifferi sarebbe affetta da un analfabetismo emotivo.
Una condizione che non compromette in alcun modo la capacità di comprendere la realtà e la gravità delle proprie azioni. Ad aggravare il quadro probatorio è emersa anche la testimonianza, ritenuta rilevante dagli inquirenti, di una compagna di cella della Pifferi. Si tratta di Tiziana Morandi, nota alle cronache come la Mantide della Brianza. La donna avrebbe riferito agli investigatori frasi che Pifferi le avrebbe confidato durante la detenzione, tra cui: «Devo fare la mongoloide perché ci sono le cimici dappertutto e devo fare la fuori di testa». Frasi che, se confermate, dimostrerebbero la consapevolezza della donna nel voler simulare una condizione mentale inesistente per ottenere vantaggi processuali. Ora il destino delle 7 persone indagate è nelle mani della procura, che dovrà valutare la richiesta di rinvio a giudizio. Se le accuse verranno confermate, si aprirà un processo parallelo che potrebbe avere ricadute anche sull'immagine e sull'efficacia del sistema peritale e penitenziario. In attesa degli sviluppi, resta intatta la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi, giudicata pienamente capace e responsabile della morte della figlia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.